Cordiale saluto, veloce edizione flash per quanto riguarda le notizie del mattino. Rapina a mano armata ieri sera intorno alle 18:30 nella sede locale di un servizio di Corriere Nazionale alla periferia di Pordenone. Due uomini travisati con una pistola e coltello in pugno hanno minacciato alcuni dipendenti. In quel momento nella sede si trovavano addetti dell'ufficio contabile e della logistica, facendosi consegnare una somma di circa 15.000 euro. Sul posto per i rilievi la squadra mobile insieme alla scientifica che stanno facendo i successivi rilievi e visionando le telecamere private per individuare il veicolo con cui sono fuggiti i rapinatori. Nei prossimi giorni è attesa a Trieste una delegazione di Ansaldo Energia per compiere un sopralluogo nel sito industriale che dovrebbe rilevare nell'ambito della vertenza Varsila. E quanto si apprende dalla riunione al tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy convocato per elaborare l'accordo di programma dopo che la multinazionale finlandese ha deciso di dismettere una parte dell'impianto produttivo di San Dorligo della Valle, mentre l'Ansaldo ha depositato una manifestazione di interesse. Nel corso della visita sono previsti anche incontri istituzionali. Secondo quanto si è appreso, i sindacati hanno chiesto esplicitamente che un'eventuale nuova attività conservi la destinazione industriale del sito. Svelato il giallo delle pagine pubblicitarie anonime che campeggiavano ieri su alcuni quotidiani nazionali e locali e in cui si dava genericamente voce al popolo friulano, ribadendo che il razzismo non ci appartiene, dopo gli insulti razzisti ricevuti da alcuni pseudo-tifosi durante la gara tra Udinese e Milan, dopo gli insulti razzisti fatti nei confronti del portiere Mike Magnan del Milan da alcuni pseudo-tifosi durante la gara Udinese-Milan del 20 gennaio scorso. Ad acquistarle è stato direttamente il proprietario dell'Udinese Calcio, Paron Giampaolo Pozzo, che lo ha rivelato il quotidiano friulano Messaggero Veneto. Ieri la società aveva sostenuto di non essere coinvolta nella vicenda. Di fronte alla crescente insistenza dei tifosi, il proprietario ha invece ammesso di aver pagato personalmente la campagna pubblicitaria. Chiudiamo qui questa veloce edizione flash, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.